Buonasera e bentornati a Screenshot, puntata dedicata alle elezioni amministrative, questa volta il turno di Lignano. Vi presento subito gli ospiti, che poi sono i candidati sindaco. Alessandro Marosa, per Marosa Sindaco Pensieri Liberi, Civicamente, Giovane Lignano, Comunità Lignano e Lignano Vola. Buonasera. Alessandro Santin, per Lignano Crescita e Sviluppo, Santin Sindaco. Buonasera. Maria Cristina Clementi, per Obiettivo Lignano, Vivi Lignano. Buonasera. E poi Laura Giorgi per Generazioni per Laura Giorgi, Forza Italia Berlusconi per Giorgi, Lega FVG per Salvini Premier, Forza Lignano, Giorgia Meloni per Giorgi Sindaco Fratelli d'Italia. Buonasera. Allora cominciamo subito con la prima domanda. Come nella scheda elettorale il primo toccherà parlare ad Alessandro Marosa. La domanda, che poi sarà ripetuta anche da tutti gli altri, è: turismo, come pensa di migliorare l'offerta e promuovere il territorio? A lei Marosa, un minuto per rispondere. Beh, innanzitutto la proposta turistica viene elaborata dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Promoturismo, l'Isagest, la Regione Friuli Venezia Giulia, le reti d'impresa che tendono a porre Lignano a livello strategico sia a livello nazionale che a livello internazionale in una posizione molto alta, evidenziando quelli che sono i concerti, le tappe zero che portano, penso allo stadio, 30.000 spettatori, i 50.000 per il Giova Beach Party e una serie di evidenze che permettono al turismo verde e al cicloturismo di poter essere elemento di promozione del territorio stesso grazie all'implementazione della bicipolitana, delle ciclovie che portano a Lignano e allo stesso modo la possibilità di aumentare quello che è il trasporto pubblico locale via fiume verso la laguna e a livello anche di mare, perché Lignano Sabbiadoro è una tra le località più importanti della nostra regione e grazie a questi mezzi tecnologici Eccoci qua, stop, quindi dovrò fermare assolutamente chi sfora anche quei 2 secondi per concludere la frase. Stessa domanda, Alessandro Santin, turismo, come pensa di migliorare l'offerta e promuovere il territorio? A lei. Beh, gli strumenti che si è data a Lignano negli anni '80 non sono più competitivi per i prossimi 20 anni, c'è bisogno di strumenti nuovi, di idee nuove, di innovare l'offerta turistica che è sempre più agguerrita e sempre più competitiva. C'è bisogno di innovare il settore degli alberghi, c'è bisogno di innovare la proposta delle spiagge, di cui spero parleremo dopo, c'è bisogno di lavorare sulla proposta immobiliare che è rimasta ferma nel tempo e deve essere rinnovata perché non offre più la qualità e la serie di caratteristiche che i clienti, che i turisti oggi richiedono. C'è bisogno di rinnovare la qualità di tutti i servizi che vengono dati da Lignano. Le parole d'ordine per Lignano saranno eccellenza, qualità e innovazione. Su queste 3 parole noi costruiremo la Lignano del futuro, sempre più competitiva e sempre più agguerrita, capace di competere con le località turistiche dell'Adriatico più dotate. Perfetto, stessa domanda anche per lei Maria Cristina Clementi, prego. La nostra coalizione ha le idee ben precise in merito al futuro turistico di Lignano. Noi puntiamo molto al turismo esperienziale. Ci sono 2 parole chiave che dobbiamo avere ben in mente: autenticità e disconnessione. Perché disconnessione? Perché tutte le persone ormai sono assolutamente ostaggio dei dispositivi tecnologici e quindi necessitano di andare in vacanza e di avere un rapporto molto più autentico con il luogo che visitano. E com'è possibile questo? Avendo un rapporto diretto con le persone, capendo quali sono le loro abitudini, visitando i luoghi anche vicini, prendendo cognizione anche di tutte quelle che sono le abitudini, i prodotti enogastronomici. È fondamentale quindi recuperare questo rapporto. Turismo esperienziale significa anche uno stretto contatto con la natura tramite il forest bathing, che è... Stessa domanda anche per Laura Giorgi, prego. Noi crediamo molto nella differenziazione dell'offerta turistica e nella creazione di economie alternative al turismo balneare, in particolare nei settori dello sport e dell'ambiente. Il turismo sportivo può essere praticato 12 mesi all'anno su tutto il territorio. Abbiamo anche una spiaggia che d'inverno viene inutilizzata e prevediamo anche la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale che verrà trasformato in una struttura polifunzionale in grado di ospitare eventi internazionali sia di tipo sportivo che di tipo congressuale o per concerti anche durante l'inverno. Per quanto riguarda il settore dell'ambiente,
Abbiamo molta attenzione al nostro territorio e alle sue bellezze e in particolare Riviera Nord può diventare un pilastro della biodiversità. Attraverso l'ambiente pensiamo anche di collegarci all'entroterra friulano e entrare nel sistema Friuli Venezia Giulia, nella quale Lignano può diventare un punto d'arrivo e di partenza alla scoperta delle bellezze. Allora, adesso veniamo alla seconda domanda, inizierò da Santin. Questioni concessioni balneari, come si vuole favorire la riqualificazione del prodotto spiaggia e ampliare i servizi? Prego Santin. Beh, la spiaggia è il tema dei temi, trattandosi di Lignano Sabbiadoro è del tutto evidente. Sulla spiaggia bisogna prendere di mira tutti gli aspetti possibili e immaginabili per non lasciare niente di intentato e niente di inconcluso. Sulla spiaggia dobbiamo avere il massimo dell'offerta e il massimo dell'eccellenza. Per fare questo abbiamo bisogno di aumentare la competizione tra i vari bagni, in modo tale che cresca la qualità, cresca la tipizzazione e la diversificazione dell'offerta, e in questo modo possiamo cercare di competere con gli altri competitor dell'Alto Adriatico. Dobbiamo assolutamente ottenere questo risultato spacchettando le concessioni attualmente in essere, approfittando delle prossime imminenti scadenze, in modo che tante piccole concessioni in competizione tra loro potranno far crescere quella qualità di cui Lignano ha assolutamente necessità per poter competere in modo efficace e proficuo nel mercato del turismo. Bene, questione concessioni balneari e riqualificazione prodotto spiaggia anche per lei, Maria Cristina Clementi, prego. Ritengo che dopo il terremoto a cui abbiamo assistito, provocato dalla sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021, che finalmente ha dato votazione alla direttiva Bolkestein, dobbiamo assolutamente fermarci e fare una riflessione nell'attesa dell'emanazione di tutti i decreti attuativi da parte del governo Draghi. In questo momento io propongo un intervento immediato che si chiama certificazione UNI-ISO 13009 del 2018. Che cos'è? Una certificazione ad hoc per gli stabilimenti balneari che consente di assicurare accessibilità, qualità e sostenibilità. Questo sin da subito consente ai nostri stabilimenti balneari di garantire i migliori standard internazionali in tema di eccellenza, quindi l'eccellenza deve essere il leitmotiv per le nostre spiagge. Stessa domanda per Laura Giorgi, prego. Beh, premesso che siamo tutti in attesa delle normative nazionali per sapere quali saranno le direttive per i bandi di gara, a Lignano la situazione a Sabbiadoro, le concessioni sessennali scadranno alla fine del 2023, a Pineta e a Riviera scadranno rispettivamente nel 2028 e nel 2030. Cosa può fare un'amministrazione fino ad allora? Può incidere con la Regione per la stesura del piano di utilizzo demaniale, dal quale discende poi il piano di utilizzo dell'arenile, che è di competenza del Comune. In quella sede, in collaborazione anche con le associazioni di categoria, verrà stabilito in quale maniera le spiagge potranno essere utilizzate. È nostra intenzione diversificare l'offerta sulla spiaggia partendo da una moltiplicazione dei servizi che possono andare dalle spiagge libere, dai servizi ai bambini, dall'attività sportiva, da tutto ciò che può rendere più competitiva la nostra spiaggia sia... Allora, concludiamo questo secondo giro di domande con Alessandro Marosa, prego. In questo momento la certezza del diritto deve permettere all'imprenditore di poter investire con certezza con un cronoprogramma che permette naturalmente di diversificare l'offerta nei vari stabilimenti balneari per favorire la concorrenza e innalzare quella che è la qualità del servizio grazie alla tematizzazione, alla rimodulazione di quella che è l'offerta tipica della struttura balneare, dunque sto parlando di chioschi, docce, bagni e ristoranti, affinché si possa allungare sempre di più la stagione balneare, sia nel periodo, iniziando con quelli che sono i servizi di ristorazione per innescare la stagione, e poi naturalmente con la tematizzazione di tutti gli stabilimenti che potranno essere dedicati in maniera specialistica a attività ludiche, sport, cultura e quant'altro. Naturalmente bisogna tenere in considerazione quella che è la valenza sportiva, dunque il polo nautico, la possibilità che vengano ospitate a Lignano discipline sportive che devono avere una sede degna per poter essere realizzate anche durante tutto l'inverno.
Adesso ultima domanda prima della pubblicità, a iniziare, lo ricordo, sarà Maria Cristina Clementi. La domanda è su ricettività delle strutture, puntate all'aumento delle strutture o una loro riqualificazione, ed è possibile fare anche turismo non solo d'estate, ampliando così l'occupazione degli alloggi all'infuori della stagione estiva. In questo caso avrete a disposizione 45 secondi. Ecco qua. Clementi, prego, a lei. Bene. Allora, il grande dramma di Lignano è che ha pochissimi alberghi e i pochi alberghi che ci sono troppo piccoli, quindi dobbiamo immediatamente intervenire sotto profilo urbanistico per consentire gli ampliamenti degli alberghi, per renderli più accattivanti e più capienti. Sotto il profilo della destagionalizzazione ritengo che si debba intervenire a medio-lungo termine attraverso la creazione di un polo termale, di un centro congressi, e bisogna arrivare all'inverno con più eventi che portino a Lignano molte persone, soprattutto in tutti i fine settimana d'inverno, creando ad esempio dei mercatini tematici, antiquariato, prodotti enogastronomici. Perfetto, passiamo alla stessa domanda a Laura Giorgi, prego. Noi siamo perfettamente coscienti del fatto che il mercato delle seconde case a Lignano è abbastanza saturo e lo sarà ancora di più quando verranno edificati gli ulteriori 9 condomini i cui progetti sono già stati approvati dall'attuale amministrazione. Lignano ha bisogno di strutture alberghiere adeguate e quindi è nostra intenzione procedere con l'approvazione di un nuovo piano regolatore, perché il precedente è a firma dell'amministrazione del Zotto e risale al 2005, e quindi nel piano regolatore prevedere incentivi a livello urbanistico per la ristrutturazione degli alberghi e anche per coloro che vorranno investire sempre in strutture alberghiere di qualità all'interno della nostra località. Questo anche nell'ottica della promozione del turismo sportivo e di rendere Lignano più appetibile a un... Stessa domanda sulla ricettività delle strutture, la pongo ad Alessandro Marosa, prego. Dettagliate politiche urbanistiche ed edilizie servono proprio a implementare la qualità dei servizi delle unità ricettive, partendo da Lignano Riviera e da Lignano Pineta, che hanno bisogno di linfa vitale per poter migliorare la qualità non solo a livello di offerta dei servizi, ma anche di quantità di stanze per le strutture alberghiere, andando a dedicare delle aree non solo a spa, servizi per la persona, ma anche identificare un prodotto fuori stagione, che è quello dei micro congressi con delle sale per 100-150 persone che possono durante il periodo invernale rappresentare un nuovo prodotto sul quale Lignano può correre, oltre a tutti gli eventi che vengono calendarizzati dall'amministrazione comunale riguardanti lo sport, altri eventi enogastronomici e le riqualificazioni per le infrastrutture turistico e sportive. Concludiamo questo giro di domande. Prima della pubblicità la pongo la stessa domanda ad Alessandro Santin, prego. L'ultimo albergo che è stato costruito a Lignano risale a circa 32 anni fa e Lignano ha perso circa 3 milioni di turisti negli ultimi 20 anni. Questa correlazione è molto significativa. Lignano ha bisogno di costruire degli alberghi nuovi, lo dovrà fare scegliendo alberghi di lusso di qualità con centro termale aperto tutto l'anno. E dovrà anche ristrutturare quelli esistenti, migliorando il rapporto per quanto riguarda gli standard urbanistici per poterli realizzare in tempi rapidi. Per l'allungamento della stagione noi dobbiamo diventare il centro congressi del Friuli Venezia Giulia e dovremo aumentare il numero di residenti. Queste tre cose, centro termale, centro congressi e il numero di residenti in aumento, trasformerà la stagione in tempi molto più lunghi. Bene, andiamo in pubblicità, poi torneremo con le prossime 2 domande e lo slogan finale da parte dei candidati. Lignano al voto. Pubblicità. Seconda parte di screenshot dedicata a Lignano al voto. Vi ripresento gli ospiti che poi sono i nostri candidati sindaco. Ricomincio da come c'è sulla scheda elettorale, da quello che troverete. Alessandro Marosa per Marosa Sindaco, Pensieri Liberi, Civicamente. Giovane Lignano, Comunità Lignano e Lignano Vola. Alessandro Santin per Lignano Crescita e Sviluppo, Santin Sindaco. Maria Cristina Clementi, Obiettivo Lignano, Vivi Lignano. E Laura Giorgi per Generazioni per Laura Giorgi, Forza Italia Berlusconi per Giorgi, Lega FVG per Salvini Premier, Forza Lignano, Giorgia Meloni per Giorgi Sindaco, Fratelli d'Italia. E proprio a Giorgi le faccio questa domanda, riniziamo da lei, con lavori pubblici e manutenzione del territorio, prevedete la realizzazione di nuovi progetti o riqualificazioni? 1 minuto per la risposta, così sarà anche per gli altri candidati. Prego. Beh, noi intendiamo sicuramente valorizzare dei percorsi ciclopedonali
separati dalle carreggiate, che tocchino i punti più suggestivi della nostra località e permettano anche al turista di conoscerla. In questo senso la riqualificazione di Via del Tagliamento e delle aree interne a Lignano Pineta e Riviera, che attualmente versano in uno stato di degrado. Poi il proseguimento del centro di Sabbiadoro da Piazza Abbazia a Lignano City, la riqualificazione del treno di Pineta, l'impianto sportivo comunale che dovrà diventare una struttura polifunzionale, come ho già detto prima, e la riqualificazione di tutta l'area del porticciolo, la vecchia pescheria, e Viale Porpetto, che può diventare la porta d'accesso all'Arena Alpe Adria, per la quale sono già previsti fondi dalla Regione per la copertura. I fondi ci sono anche per la riqualificazione della terrazza mare, e Lignano necessita di altre... Perfetto, continuiamo con Alessandro Marosa, stessa domanda, lavori pubblici e manutenzione del territorio. Prego Marosa. Iniziamo immediatamente con la terrazza mare, che diventerà un luogo iconico del nord Adriatico per passare all'implementazione dell'Arena Alpe Adria, 5.000 posti coperti per fare turismo tutto l'anno. A Lignano Riviera vogliamo riqualificare l'Unicef Park con un centro padel che darà linfa vitale a tutta Lignano Riviera, con un punto di somministrazione di 400 metri quadri, per passare poi a Pineta, dove è prevista una rifunzionalizzazione del treno, della viabilità e anche della palestra comunale, passando poi per l'efficientamento energetico delle palestre delle scuole delle primarie, della secondaria, del tecnico turistico e del bocciodromo. Naturalmente l'Hub Park, centro di aggregazione, prevediamo di raddoppiare il centro di aggregazione e coprire alcuni impianti sportivi. Porticciolo dei Lignanesi, pensiamo sempre alla nostra comunità, rifacimento del porticciolo e creazione di un edificio per il ricovero delle barche, e naturalmente social housing, pensiamo all'emorragia dei nostri concittadini che devono rimanere a Lignano. Bene, passiamo alla stessa domanda, la rivolgo ad Alessandro Santin. Prego, lavori pubblici e manutenzione del territorio. Parlerò del punto principale della nostra proposta. La nostra proposta è quella di diminuire e decongestionare il traffico interno. Vogliamo far diventare Lignano senza obblighi e senza costrizioni, ma rendendolo particolarmente conveniente, una enorme ZTL, una zona a traffico limitato. Vogliamo creare un enorme parcheggio all'ingresso di Lignano, fuori dalla rotonda, dove lasciare le macchine gratuitamente e dove poter prendere dei mezzi pubblici per poter raggiungere tutti i quartieri della città. Dovrà essere un sistema molto comodo, molto veloce e molto conveniente, anche perché non ci sarà più il problema di reperire il parcheggio blu, che è particolarmente costoso. Vogliamo che ci siano delle golf car per potersi muovere nella città, vogliamo che ci siano biciclette elettriche e motorini. Questo sistema potrà aumentare la qualità all'interno della città e soprattutto potrà collegare anche i vari quartieri della città. Noi non pensiamo agli autobus gialli, quelli che evocano il trasferimento al posto di lavoro, pensiamo a navette da 9 posti, frequentissime e molto veloci. Stessa domanda per Maria Cristina Clementi, così chiudiamo questo altro giro di domande. Prego Clementi. Sì, noi riteniamo che sia necessaria un'azione d'urto in tema di efficientamento energetico. Lignano da questo punto di vista è alla preistoria. Abbiamo già preso contatti con l'Università di Udine per valutare l'acquisto di gassificatori che ci consentano peraltro di utilizzare delle particolari biomasse, ovvero le nostre alghe oppure i pini degli aghi marittimi. Questo ci considererà un grandissimo risparmio di spesa. Qui assolutamente dobbiamo intervenire. Altro punto molto importante è la creazione di un parcheggio scambiatore all'ingresso di Lignano, un parcheggio con delle tettoie ombreggianti ricoperte di pannelli fotovoltaici che sostanzialmente consentirà di produrre l'energia elettrica a sostentamento di tutti gli edifici pubblici, e con delle navette elettriche che portano i nostri ospiti dall'ingresso di Lignano fino al centro, senza così. Perfetto, abbiamo concluso questa quarta domanda e adesso ricominceremo da Alessandro Marosa. La domanda verte in questo caso, è 1 minuto di tempo, anche in questo caso con sicurezza. Quali meccanismi pensate di adottare per gestire centinaia di migliaia di persone, ovviamente concentrate nel periodo estivo? Prego Marosa.
Beh, proprio oggi è stata inaugurata l'apertura del punto di primo intervento a Lignano Sabbiadoro troppo tardi. Bisognerà aprire un tavolo di confronto con la Regione affinché Lignano Sabbiadoro disponga di questo servizio durante tutto l'arco della stagione balneare. Dovranno essere riportati degli servizi tipo quello della dialisi, che da qualche anno non è più nella nostra località, e l'azienda farmaceutica locale comincerà a dover offrire degli altri servizi di vicinato verso i nostri concittadini, ma anche verso gli ospiti. Dal punto di vista della sicurezza in senso lato, la polizia locale sta ultimando in questi giorni l'integrazione con altri 4 agenti della polizia locale stagionale per poter continuare a lottare contro un problema endemico che è quello dell'abusivismo commerciale sia nell'asse centrale che in spiaggia, e naturalmente molta attenzione anche a quello che è il discorso della sicurezza grazie all'aiuto e al coordinamento dei carabinieri, della polizia di Stato e la presenza anche dei vigili del fuoco per tutta l'estate in una caserma che verrà costruita. Questione sicurezza anche per Alessandro Santin. Prego, Santin. La sicurezza si fa in molti modi. Un modo, per esempio, è quello di diminuire il traffico del centro, può dare una maggiore sicurezza ai pedoni. Migliorare le ciclabili, soprattutto a Sabbiadoro, che sono in mezzo alla corsia, può migliorare la sicurezza dei ciclisti. Lavorare sull'assistenza sanitaria, oggi insufficiente, che parte in modo tardivo e non ha gli strumenti per poter agire in modo tempestivo ed efficace. Un altro sistema è quello di lavorare sui grandi eventi, per esempio la Pentecoste, che in questi giorni deve essere organizzata in un luogo circoscritto che tolga il pericolo, il traffico e la confusione dal centro e renda questi eventi particolarmente frequentati dai giovani più facilmente controllabili e lasci un po' di libertà agli altri cittadini che non possono essere costretti ai bicchieri di carta perché ci sono dei vandali. Ci vuole un equilibrio nelle cose. E da ultimo, migliorando la qualità, noi avremo anche un'utenza più propensa al rispetto delle regole. Terza domanda, scusate, su questione sicurezza a Maria Cristina Clementi, prego. Beh, noi riteniamo che la sicurezza deve partire innanzitutto dalla salute e quindi assolutamente non dobbiamo mai più vedere una Lignano priva del pronto soccorso a partire dal periodo pasquale. Quindi noi puntiamo assolutamente a fare in modo che il pronto soccorso sia aperto dal periodo pasquale fino a fine settembre. Abbiamo anche pensato di creare un protocollo del turista, ovvero una collaborazione tra il Comune e i vari operatori turistici per fare in modo che le persone, i turisti che si trovano a Lignano, che purtroppo incappano in qualche disguido di salute, abbiano un supporto logistico, psicologico e linguistico che gli consenta di diciamo così, attutire gli effetti negativi di quanto potrebbe a loro capitare. Altra cosa importante è rivedere completamente la viabilità e potenziare la presenza delle forze dell'ordine, creare la caserma. Stessa domanda, concludiamo con Laura Giorgi, prego, su questione sicurezza. Beh, io ritengo che Lignano sia una città fondamentalmente sicura nella quale è possibile vivere bene. Ha bisogno sicuramente di un sistema più completo di videosorveglianza su tutto il territorio. La sicurezza passa anche per la viabilità che è nostra intenzione rivedere perché ultimamente è abbastanza caotica, rende abbastanza caotica la vita di tutti. Per quel che riguarda la salute, che è un argomento molto caro ai lignanesi, per tamponare le esigenze e le emergenze è nostra intenzione procedere con l'attivazione di un servizio mobile di defibrillazione precoce per i casi di arresti cardiaci, di emorragie, cose che oggettivamente oggi a Lignano mancano durante il periodo invernale, mentre per un servizio base Lignano è destinataria di una casa di comunità e ci attiveremo per fare in modo che i tempi di realizzazione siano possibilmente brevi. È uno spot di prossimità che tende a far fronte alle... Allora adesso per concludere, cari candidati, avete a disposizione 30 secondi ciascuno per lanciare un appello ai cittadini che vi stanno guardando. Cominciamo da Alessandro Santin. Prego, 30 secondi. Votare per Lignano Crescita e Sviluppo significa votare per un gruppo di persone esperte, per un candidato sindaco che ha lavorato 35 anni nel settore del turismo a livello internazionale, che conosce molto bene il mercato, che ha fatto l'imprenditore, che sa come risolvere i problemi, che sa come trovare le soluzioni per arrivare
alla realizzazione dei progetti che ha realizzato. Vogliamo cambiare pagina e cambiare tipo di organizzazione della città. Votate Santin. Appello anche da parte di Maria Cristina Clementi. Prego. Ritengo di rappresentare il volto nuovo della politica di Lignano, scevro da qualsiasi tipo di condizionamento. La nostra squadra è una squadra seria, affidabile e competente, ben consapevole che Lignano è una località balneare che deve svettare nel panorama turistico internazionale, ma che deve avere veramente anche un volto umano. Bene, perfetto. Andiamo con l'appello di Laura Giorgi. Prego. Ritengo di rappresentare le donne, le mamme, le famiglie, di rappresentare un centrodestra unito che vuole rendere Lignano nuovamente innovativa e propositiva. Vuole farlo nel rispetto della propria storia, della propria cultura, della propria identità e soprattutto nel rispetto dell'ambiente che ci circonda e che gentilmente ci ospita. Ultimo appello da parte di Alessandro Marosa. Prego. La nostra località ha bisogno di una squadra che ha una competenza di 10 anni fatta di amore, passione, sacrificio, impegno e competenze. La possibilità di poter guidare una macchina così complessa è fatta sicuramente da quella che è la nostra voglia, da quella che è la nostra visione. Non esiste un realista che non sia così visionario come possiamo essere noi per la nostra località. 12 giugno, vota Marosa. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti, vi riassumo quali sono i candidati sindaci di Lignano. Alessandro Marosa per Marosa Sindaco, Pensieri Liberi, Civicamente, Giovane Lignano, Comunità Lignano e Lignano Vola. Alessandro Santin, Lignano Crescita e Sviluppo Santin Sindaco. Maria Cristina Clementi per Obiettivo Lignano, Vivi Lignano. Laura Giorgi per Generazioni per Laura Giorgi, Forza Italia Berlusconi per Giorgi, Lega FVG per Salvini Premier, Forza Lignano, Giorgia Meloni per Giorgi, Sindaco Fratelli d'Italia. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Screenshot.